Ferragosto è trascorso a Jesolo con il tutto esaurito, ma le vacanze sono tutt'altro che concluse. La costa veneziana e veneta si sta godendo il momento clou della stagione, soddisfatto il numero uno degli albergatori jesolani, Pierfrancesco Contarini. Il sold out c'è stato tutto, ricordiamoci però che il Ferragosto non è che segni la fine di quella che può essere la stagione estiva, gli alberghi sono ancora pieni, questa settimana è sicuramente una settimana di tutto esaurito e sicuramente lo saranno anche le prossime. Io mi prospetto un agosto con tassi di occupazione sempre importanti, superiori mi auguro o almeno uguali a quelli di luglio che sono stati sicuramente molto importanti, molto pregnanti per la località e sicuramente poi settembre ci aspetta tutta una serie di eventi di particolare importanza che determineranno sicuramente un fine stagione di tutto interesse. A trainare il turismo è naturalmente il comparto balneare e le spiagge. Il presidente di Union Mare Veneto Alessandro Berton dice: Una stagione balneare molto difficile, complicata, iniziata all'insegna del maltempo che si è abbattuto con forza anche sulla costa veneta, ma che insomma, come possiamo vedere adesso, il meteo ci sta premiando, c'è tanta voglia di mare, c'è tanta voglia di costa veneta, anche quest'anno tantissimi turisti ci stanno premiando. Questo credo grazie anche agli operatori che hanno fatto un enorme sforzo nel riassorbire l'aumento dei costi e contenere in maniera quasi totale il fenomeno del caro ombrellone che sulle nostre spiagge di fatto non si è verificato neanche quest'anno. Siamo in linea con gli anni precedenti, con dei semplici adeguamenti